Oggi siamo qui in tanti comitati dal Veneto e anche dal Friuli, siamo praticamente sotto le sedi della FINAM, di questa grande holding, diciamo, che racchiude un sacco di società che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Veneto e nel Friuli, perché loro hanno impianti di ogni tipo, impianti che riguardano l'incenerimento, impianti che riguardano il trattamento del rifiuto umido, trasporti e quant'altro. Di recente è uscita un'inchiesta dalla Procura Antimafia di Trieste che denuncia sostanzialmente un traffico illecito, uno sversamento illecito di rifiuti sui terreni agricoli. Tra l'altro loro hanno moltissime aziende agricole dove sversano continuamente liquami e con gravi ripercussioni da un punto di vista delle emissioni anche d'origine. E la cosa importante da capire è che questo sistema è un sistema molto articolato, molto come dire, che intreccia, diciamo, anche le società pubbliche, intreccia il livello della politica e delle istituzioni, e che ha messo in piedi un sistema di gestione che, a differenza di quello che loro dicono, non è un sistema pensato per ridurre gli impatti, per gestire al meglio da un punto di vista anche ecologico tutta la partita dei rifiuti, ma è un sistema pensato per fare business, a cominciare dagli inceneritori, a cominciare dal trattamento del rifiuto umido, che non è solo rifiuto umido, ma ci sono fanghi e scorie di ogni tipo che finiscono in questi impianti. E quindi noi siamo molto preoccupati perché uno, sappiamo che questi impianti sono dannosi e pericolosi per la salute e per l'ambiente. Due, abbiamo il sentore, e questo lo denunciamo da molto tempo, e anche le conferme che ci arrivano dalle indagini della magistratura ci dicono che sostanzialmente c'è il rischio che in tutta questa partita ci sia anche l'infiltrazione delle ecomafie, e quindi la preoccupazione è doppia, perché a questo punto vogliamo capire quali garanzie ci danno le istituzioni, ci dà la politica rispetto alla gestione di questi impianti, che appunto già di per sé sono estremamente pericolosi. È la prima volta che facciamo un'azione del genere congiunta ed è l'inizio di un percorso. Noi stiamo comunque già collaborando da tempo per mettere insieme tutte le informazioni che abbiamo, e oggi sono rappresentati qui tutti i comitati che nel loro territorio subiscono questa vera e propria aggressione da queste produzioni nocive che avvelenano l'acqua, avvelenano il suolo, avvelenano l'aria.